vado in campagna e non mi prende il telefono. Non, mi chiama mia moglie ma non sento. Mi può dare l'indirizzo? Mo non ce la faccio, non sono fuori, ma non fa a fare l'indirizzo. Ma ce l'avete registrato il mio numero, è di mia nipote. Sì, può essere un problema di ricezione nella zona in cui lei va. E ascolti che io chiamo dalla Sardegna, parli in italiano, cos'è un questione di... Può essere che nella zona di campagna dove lei va, Sì? il telefonino non prende. No, lo prendo io, no, lo prendo, lo porto con me io, no. Perché mi hanno detto che poteva essere roba di zona d'ombra e io infatti già mi metto al sole che siamo in Sardegna, ma non prende, no. Sì, può essere che nella zona in cui lei va Sì. non c'è segnale per far chiamate. Ma così, io l'ho comprato per avere le chiamate a mia moglie che quando io sono al monte, lei si preoccupa. Gliene dico una, io esco, boh, 4 minuti mi chiama, e lì, boh, mi chiama e io, non ci sono. Però io ce l'ho. Perché pensavo di cambiare compagnia, però ho detto, sono brave persone, questa gente, non è che li mollo. Ho detto, mo chiamo, mi ha fatto il numero mia nipote. E come si può fare per avere questa zona di sole nella montagna? Guardi, quello non si può fare nulla, posso semplicemente controllare se lei mi dice qual è la zona, se effettivamente il cellulare ha La zona te la posso dire, quella, scusami se ti do del me, ma già sono io che sono tu, che sei più giovane, si sente anche da come parli. Mi Ah, dica almeno la città, innanzitutto. Sardegna, Sardegna è la regione, il paese. Perdas de Vogu, Verda? gli faccio il quello, Bene. Sì. P di Perdas de Vogu, E di Erdas de Vogu, R normale, R? mi sono perso, aspetta, la la D, e Vogu di E, Perdas de Vogu. Mi ha sentito? Sì. Però io non è che sono proprio a Perdas de Vogu. C'è Io vado al monte in una zona di campagna che resta in montagna alta, quando sale, quando scende già in discesa, però non prende. E mia moglie mi preoccupa perché a me mi preoccupa, mi chiama, non ci sono. L'altro ieri mi hanno detto i carabinieri. Non ero neanche arrivato alla strada, già i carabinieri dietro, pensavo che era posto di blocco, invece mi stavano cercando. Io sono una persona anziana e non mi va. Mi sono sempre trovato bene con voi. Allora, guardi, nella zona in cui lei va, evidentemente non c'è una buona copertura di rete. No, c'ho tutto recintato a rete io, no, roba così no, guardi, soldi pochi, ma tutti i terreni, no, deve essere che non sia la rete che disturba l'antenna, la tolgo. Per rete io intendo il telefonino non riesce a chiamare perché non c'è rete, non c'è campo, il telefonino non prende, non riesce a collegarsi. Ascolti, io gli chiedo scusa per avermi disturbato, però c'è rete, c'è campo, io pascolo nel campo, ma non si sente, no, sono preoccupato, o cambio compagnia, non lo so, mi dica lei, o mi date un altro telefono anche se lo pago, non c'è problema. Guardi, provi a cambiare compagnia oppure provi a, non lo so, a spostarsi. Ma io le pecore lì ce le ho, cosa faccio? Lascio le pecore aperte e me ne vado a Barissardo, cioè poi non le vedo più. Ascolti, la faccio chiamare domani da mia nipote, che lei è più giovane, roba fa, c'ha la Guardi, PlayStation. mi faccio chiamare da sua nipote.
Va bene. Così spieghiamo meglio a sua nipote, va bene? Ma mi risponde lei? A lei, a mia No, nipote? risponderà un altro collega. E bisogna spiegarle tutta... Va bene. La ringrazio, figlio mio. Buonanotte, buona fortuna. Grazie, arrivederci. Cambia compagnia, bellissimo.